Dicevo prima, le politiche penali si rivolgono appunto ai cattivi, le politiche di sicurezza urbana invece hanno questa, diciamo, sono indirizzate un po' più alla generalità dei cittadini. Le vittime però cominciano a giocare un ruolo importante. Il fatto che le politiche di sicurezza urbana prestino attenzione anche alle vittime è stato un cambiamento significativo, soprattutto in un paese come il nostro, in cui l'attenzione alle vittime è, stavo per dire, è molto scarsa. È molto scarsa dal punto di vista delle effettive tutele giuridiche, nel senso che l'Italia, a parte alcuni casi, ad esempio la Fondazione per le vittime di reato della Regione Emilia-Romagna, che dà risarcimenti per le vittime di reati violenti, a parte le vittime di reati terroristici, mafiosi, eccetera, non esiste ancora un sistema capillare, diffuso, di sostegno e risarcimento alle vittime, come non esistono, credo che sia cambiato recentemente, forme di sostegno, di assistenza di tipo psicologico, di assistenza nei processi. Vi ricordo anni fa studiamo questo piccolo progetto in collaborazione con la Questura di Bologna in cui la Regione poteva contribuire insieme alla Questura a creare una stanza per i bambini vittime di abusi quando aspettavano di essere incontrati. Era un progetto piccolissimo da poche migliaia di euro per arredare e sistemare una stanza dove i bambini vittime di abusi potessero con i genitori o con gli assistenti sociali restare a giocare in attesa di essere ecco, questo è un esempio classico di un servizio di assistenza alle vittime, una cosa che può sembrare banale, ma creare delle condizioni di accoglienza. Se ne è parlato molto anche per le donne vittime di violenza, della necessità di trovare, quando vanno a fare denuncia, un ambiente che non le colpevolizzi, confortevole anche dal punto di vista fisico, ecco, non solo umano. Sono un po' tutti questi temi che hanno a che fare appunto con questo riconoscere alle vittime dei nuovi diritti. Dicevo, in Italia c'è scarsa attenzione, su questo continua a esserci, c'è ancora molto poco. C'è un'attenzione esagerata invece alle vittime sempre di nuovo ai mezzi di comunicazione. Le vittime trovano voce solo attraverso i mezzi di comunicazione, attraverso i quali poi esprimono anche opinioni che in teoria non potrebbero o non dovrebbero forse dire, perché mi risulta che spetti alle vittime decidere quanto può essere lunga la pena per una persona o meno. Invece i mezzi di comunicazione danno molto spazio a questo aspetto emotivo, no? I familiari ritengono questa pena troppo breve, oppure c'è questo squilibrio tra un sistema istituzionale che non offre delle tutele, degli aiuti, e un'attenzione alle vittime molto gridata, molto basata sull'emotività, che trasmette un po' l'idea che più punisci chi ha commesso il reato, più la vittima ci guadagna, e non è invece così. La vittima ha diritto di essere tutelata, a prescindere, ecco, da quella che sarà la pena che spetta alla persona che ha commesso il reato. Quindi c'è un po', insomma, nel nostro paese un po' ancora non ben definito, ma in generale il tema delle vittime è importante nelle politiche di sicurezza. Per quanto riguarda le polizie municipali, io ricordo bene, ad esempio, che uno dei primi progetti di sicurezza a cui ho lavorato in un comune della cintura bolognese prevedeva un servizio di accoglienza alle vittime gestito dagli operatori di polizia municipale. Quindi io mi occupai direttamente dell'organizzazione del servizio, abbiamo fatto la formazione agli operatori che accoglievano le vittime di reato mettendo in piedi appunto un'architettura per il tipo di servizi che venivano richiesti, c'erano appunto tutti i suggerimenti che venivano dati su cosa fare, come comportarsi. Si trattava in genere di reati contro la proprietà, intrusioni nelle abitazioni, furti di auto, cose di questo genere. Però un nucleo di operatori di polizia municipale era stato preparato appositamente per seguire questo tipo di attività, e questo già ci apre un po' ad alcune considerazioni sul ruolo della polizia municipale nelle politiche di sicurezza.